Buongiorno a tutti ragazzi, sempre scossa di terremoto, purtroppo diciamo sono 3-4 giorni ma anche di più che ci sta un forte sciame sismico nel centro Italia. In effetti questo sciame sismico ragazzi è tutto cosa, in effetti questa città Norcia, Perugia vengono colpite tutti i giorni da tantissimi terremoti che sono di bassa magnitudo, quindi non sono diciamo ascoltati, diciamo registrati dalle persone. No, attualmente, ad esempio, ti faccio un esempio, alle 21:20, alle 8:21 di stamattina ce n'è stata una a Norcia di 1,2, poi ce n'è stata una alle 5:45 di magnitudo 1, cioè sono poco di bassa magnitudo, ma ce ne stanno un sacco, ragazzi. Questo è il problema, perciò io ho detto sciame sismico. In effetti poi ti dico un altro 5,31, magnitudo 1,5, 3 km da Norcia. 0,9 poi alle 5,12, cioè proprio una cosa, una sequenza proprio esagerata. Purtroppo ho messo tutte le magnitudo per vedere un po' la Terra come sta camminando, perché io di solito guardo dalla seconda diciamo in poi, però ho detto fammi vedere la Terra dove sta tremando un po' di più, e quindi ho notato tantissime scosse Norcia, 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 Perugia, Perugia, Norcia, 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 e tutte quante comunque hanno come riferimento Perugia a finale. Quindi alle 2:27, alle 1:13, se andate sull'IGV le potete tranquillamente controllare anche voi. Io ho controllato stamattina, diciamo la giornata di fino a mo, diciamo adesso, fino all'altro ieri, quindi 2 giorni, facciamo 11 e 12, ho contato 40 scosse a Perugia. Quindi diciamo che 40 scosse seppur di bassa magnitudo, però la terra sta tremando, cioè non si ferma, quindi è vero che non la percepite chi, diciamo, chi abita lì, però è pur vero che 40 scosse in 2 giorni, anche se di basso magnitudo, comunque significa che la terra comunque sotto si muove, quindi anche se non è percettibile, anche se non è che tutte quante sono bassa bassa, 1,5, 1,4, 1,1, 1,8, 1,7, cioè non è che sono proprio basse basse basse, però ci sono. Quindi in effetti 1,3 stanno un sacco, quindi io ho controllato per gusto, diciamo, per vedere gli ultimi 2 giorni le scosse in Italia, e mi sono reso conto che più scorro con il dito e più vedo Perugia, Perugia, 3 km da Norcia, 5 km da Norcia, 6 km da Norcia, cioè ci sta proprio una sequenza proprio esagerata, quindi non ho controllato gli altri giorni, ma ad esempio se vado a terzo per vedere per Sfizio trovo sempre uguali, quindi le scosse sarebbero ancora più se controllo anche il giorno 10. Io ho controllato solo il giorno 11 e 12 e risultano 40 scosse. Adesso in questo momento qua sul cellulare ho messo anche il giorno 10 e incomincia 3 km da Norcia, 5 km da Norcia, cioè ce ne saranno ancora una marea, quindi diciamo che sono tanti giorni che ci sta questo sciame sismico, diciamo a Perugia in effetti, quindi nel centro Italia, quindi in effetti nessuno dice mai nulla, nessuno, uno lo va a vedere per curiosità, come me che ogni tanto faccio tipo un aggiornamento per vedere un po' come sta la situazione, anche perché voi se andate sull'INGV mettete magnitudo da 2 in poi, e voi ad esempio vi posso dire a volo questa qui alle 12:16, quindi pochissimo fa ragazzi, un magnitudo 2,6 sulla costa siracusana, quindi Siracusa. Poi stanotte, quindi giorno 11, c'è stato a Campobasso magnitudo 2,6, quindi sempre di nuovo 23,38 di magnitudo 2 costa siracusana, quindi anche sulla costa siracusana tra ieri sera e stamattina
diciamo sta un po' tremando la situazione. Poi, tanto per farvi un esempio, come l'ho detto già ieri, alle 22:56 c'è stato a Milo, magnitudo 2.6, che è Catania. Quindi, come vedete, queste sono quelle superiori al 2 come magnitudo. Però io sono andato a vedere quelle inferiori e ho trovato proprio uno sciame esagerato su Perugia, Norcia. Ogni volta 3 km da Norcia a Perugia, 3-4 km da Norcia, ma una sequenza esagerata, quindi boh, non lo so, ma penso che di solito sono profondità, in effetti voglio proprio guardare, premendo su uno di questi, profondità 9 km, non è che sono tanto poi, diciamo 9 km, però sì, qualcuno l'avrà pur sentito, forse ragazzi che ne so, si sono abituati, non so se ho iscritti che abitano a Perugia e vi dico una bugia, o forse si saranno abituati, che ne so, forse non ci fanno più caso. Comunque è così, comunque stanno facendo un sacco di terremoti di bassa magnitudo che secondo me non sono percettibili all'essere umano, però ce ne sono proprio un sacco ragazzi. Speriamo che, come dico io, questo bradismo, come lo vogliamo chiamare, continui così, con queste scosse così sceme come dico io, e non faccia nulla di serio perché ce ne stanno un sacco ragazzi, quindi speriamo che non facciano più forti, questa è la paura in effetti, non altro, perché se sarebbero tutte così le scosse, beh, saremmo a posto. Quindi vabbè ragazzi, comunque in questi 2 giorni 11 e 12 ci sono state oltre 40 scosse, ripeto, di bassa magnitudo a Perugia. Non proprio Perugia centro, però 3 km da Norcia, 4 km da Norcia, 5 km da Norcia, in effetti ti dicono sempre così. Se volete andate sul sito dell'NGV e potete controllare anche voi. In effetti, ad esempio adesso 12:27 è un aggiornamento, magnitudo 0,9 a Trento, quindi Trentino, quindi bassa magnitudo non l'avranno neanche sentito. Però vedete 3 km nord-ovest da Norcia, 4 km nord-ovest da Norcia e poi ci sta scritto nel simbolino Perugia, giustamente come è giusto che sia. Però ce ne stanno proprio un sacco ragazzi, quindi è pazzesco. Quindi tutte quelle che io sto girando col dito man mano, poi ci sta qualcuno a Città Reale, poi 3 km da Scheggia, sempre Perugia, 3 km sud-ovest da Norcia, sempre Perugia, Accumoli, diciamo Palermo, Perugia, Campobasso, Perugia, comunque diciamo che la voce più diffusa sulle basse magnitude è Perugia ragazzi, quindi diciamo che è così, quindi diciamo ci sta questo sciame sismico che continua anche se di basso magnitudo, ripeto, però ci sta. Quindi come sempre dico a tutti quanti ragazzi, sempre massima attenzione, anche a me che sto qua perché non è che detto che qua a Salerno non lo faccio, quindi anzi qua abbiamo triplo pericolo, abbiamo il vulcano Vesuvio, abbiamo i Marsili e se poi si viene qualche terremoto siamo proprio inguaiati, quindi in Irpinia se vi ricordate fece un casino tanti anni fa, quindi diciamo che quello dell'Irpinia anche per noi per di Salerno fu un casino, quindi diciamo anche noi stiamo messi male fra Vesuvio, Campi Flegrei, a proposito, vedi? E Marsili non è che noi stiamo a Salerno tanto bene, pure stiamo inguaiati come stanno diciamo a Perugia, quindi stiamo tutti quanti proprio inguaiati come si dice in napoletano. Vabbè ragazzi, fortunatamente queste scosse non sono percettibili, credo non siano state percepite diciamo da nessuno perlomeno, anche perché le scosse sono davvero 1,4, 1,5, quindi non sono percettibili secondo me da nessuno, poi non lo so, ripeto, non so se ho amici Perugia, diciamo pure nella provincia di Perugia,
Però in effetti se non me l'avrebbero detto quando faccio i video, di solito qualcuno mi scrive Giuseppe il terremoto, mi danno qualche consiglio a volte, quindi credo che non sono percettibili, diciamo, dalle persone. È meglio così, così magari non si mettono paura, perché pure a me se viene una scossa di, di bassa magnitudo pure mi mette a paura. Quindi io faccio a volo le scale. Peccato che sto al terzo piano e quindi ci vuole qua. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e come sempre ogni tanto faccio queste cose di aggiornamenti per vedere la terra come va a livello italiano, a livello del mondo proprio, quindi pochi giorni fa c'è stata una scossa di terremoto che come sempre io dico la TV non dice mai nulla. In Venezuela il 9 di settembre sono crollati tanti edifici. La TV ragazzi non ne ha parlato neanche un po', neanche internet ragazzi lo ne ha parlato un po'. L'ho saputo da un amico venezuelano, diciamo. In effetti, poi sono andato proprio a scavare, non ci stava scritto quasi nulla, ragazzi. Solo che il magnitudo era 5.5 e che erano caduti alcuni, diciamo, case, edifici. Ma la TV, ragazzi, eppure internet non l'ho trovato nulla, vi giuro. Quindi diciamo che la maggior parte, chissà che succede, non lo manco sappiamo, figuratevi. Quindi ogni volta che si sa qualche cosa è sempre grazie, come dicono tutti, ai complottisti, a quelli che vedono tutto nero. Ma in effetti non è che uno vede tutto nero, è tutto nero, quello è il problema. La maggior parte dice, quelli pensano sempre a male, quelli pensano sempre a male, ed è la verità, non è che uno pensa sempre a male, se una cosa è buona, se è male è male. Tanti terremoti anche in Italia non vengono detti. Ieri mattina a Pozzuoli c'è stato un bradismo di poco, però è stato avvertito in tanti rioni. Non se ne è parlato proprio neanche diciamo, nel telegiornale locale. Quindi come possiamo fidarci ragazzi? Quindi va bene ragazzi, vi auguro una buona giornata a tutti ragazzi e come sempre lo sapete, quando ci sono notizie io come la so la dico subito a volo senza faccio una diretta a volo, quindi è inutile che mi chiamano complottista o che pensa male, possono dire che cosa vogliono, anche perché ripeto è anche brutto, a volte è brutto dire delle cose, a volte è brutto fare allarmismo, ma non è allarmismo, ragazzi, è verità. Non è che io faccio come ieri la pizza in Germania che è stata ritirata, non è che io voglio creare allarme, no, quella è verità. Io voglio avvisare tutti quelli amici miei, oppure chi segue il canale, che c'è stato un ritiro di questa pizza che stavano pezzi di plastica sopra, quindi questa qua ragazzi che io faccio è informazione, punto e basta, non è complottismo, quindi io non ho mai detto esiste Dio oppure esiste, io dico solamente come la penso. Su queste cose qua giustamente ognuno poi ha la sua, quindi sulle cose scientifiche tipo esiste Dio, chi ha creato l'universo, ma queste sono altre cose. Quindi qua ognuno poi dice che cosa vuole, chi crede in Dio, chi non crede, ma ho sempre detto per quanto riguarda terremoti, eruzioni e queste cose qui, io non ho mai detto una bugia, sempre vero, a volte fa brutto dire ci sono morti oppure ci sono cose, però purtroppo ragazzi anche questo fa parte dell'informazione purtroppo. Quando poi parliamo di cose tipo la relatività, oppure i buchi neri, oppure se esistono i virus, allora qua già si va sul dubbio, perché anche io non posso assicurarvi, dico ragazzi, nei virus, sì, è vero, tutti quanti, diciamo, tutti quanti possono dire esiste, non esiste, sta chi l'ha vista, chi l'ha fotografata, però ragazzi poi prove a finale non ce ne sono, quindi in effetti non possiamo mai dire è vero oppure no. Invece quando sono terremoti, eruzioni ed altro, allora potete stare certo che io prima di fare il video mi sono informato bene, quindi vado a vedere sull'IGV, su quello americano, i media, io non controllo uno, ne controllo 10, perché giustamente quando faccio il video io devo essere più vero possibile. Poi a volte può succedere che dico domani piove a Palermo e poi non piove.
Però io prima di dare questa notizia ho controllato al minimo 10-11 meteo nazionali, italiani, esteri. Allora, una volta che io ho appurato che tutti quanti dicono la stessa cosa, poi faccio il video a mie parole, diciamo, con la mia espressione, diciamo, napoletana, che purtroppo lo so che molti a volte scrivono: Giuseppe, ma come parli? Questo è il mio dialetto, ragazzi. Cerco di parlare il più possibile in italiano, però non ci riesco a volte. No, nulla, stavo parlando di uno sciame sismico che sta a Perugia e diciamo in 2 giorni ci sono state 40 scosse, non di magnitudo grande, di bassa magnitudo. Ho detto il centro Italia sta ancora tremando, quindi questo è stato il video che ho fatto. Poi, come si sa, andiamo sempre a parlare di altre cose, quindi da una cosa andiamo a un'altra, quindi questo lo stavo spiegando. Vabbè ragazzi, vi auguro buona a tutti e ci sentiamo più tardi. Per il momento ragazzi terremoti non ce ne sono, quindi stiamo a posto, a parte queste scossette che ci stanno a Perugia. Poi l'ultimo che c'è stato alla costa siracusana, ve l'ho detto, e poi c'è stato, allora, dov'era? 12, 10 e 11, però 1,4, quindi Ancona, però io parlo sempre dalla 2 in poi. Ieri sera a Campobasso di 2,6 e poi sempre ieri sera alla costa siracusana e sempre ieri sera a Milo, quindi in effetti queste sono le ultime 3-4 scosse in Italia, diciamo, superiori alla seconda, diciamo, categoria, anzi magnitudo veramente, però o categoria o magnitudo è uguale. Quindi ragazzi, come sempre, se ci sarà qualche cosa, spero di no, di fare video diverso. Non voglio fare sempre video di terremoto dopo di che sono il dio delle scosse. Qualcuno mi ha chiamato il signore delle scosse. Però purtroppo se ci sono ragazzi, io la dico, quindi quella là più piccola ogni tanto come oggi la faccio giusto per ma l'ho fatta perché ho visto che ci sono tante scosse in un solo luogo, quindi ci si stavano tante scosse in tutta Italia e non me ne importava proprio. Invece ho notato che ci sta proprio una marea di scosse solo a Perugia, questo è il discorso e cambia. Vabbè ragazzi, non vi voglio più annoiare, ci sentiamo più tardi con qualche altro video. Vado a vedere che mi devo mangiare. Brava, me stiamo inguaiati, messi male davvero vero.